come che ti magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, besse della natura e ricette da imparare. Cari spettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Gondola. Sentiamo cosa ha da dirci Leo a proposito. Leo, qual è la parola di oggi? Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cosa vuol dire in veneziano patocco. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cosa vuol dire patocco? L'intervento di Raise, poi nel fonte. Cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Raise. Vediamo cosa suggerisce il proverbio di oggi. Il gaio, prima di cantare, e sbatte ae 3 volte. Il chiaro intento è quello di ammonire chiacchieroni e imprudenti. Fra il ciacquerar a sproposito, l'opportunità di un moderato parlare diventa a volte indifferibile. Per oggi è tutto. L'appuntamento è alla prossima puntata. Oggi il secondo suggerimento ci arriva da un volto noto del giornalismo di casa nostra. Maria Stella, com'è nata la passione per il giornalismo? La passione per il giornalismo. La passione per il giornalismo nasce per la curiosità. Io sono molto curiosa e lo siamo tutti i miei colleghi lo sono. L'amore ovviamente per la verità, anche se sappiamo tutti che non esiste la verità con la V maiuscola, ma esistono tante verità, ma la cosa importante è che chi fa questo lavoro cerchi assolutamente di scoprire cosa è realmente accaduto e riferisca quello che, secondo quello che ha capito lui, è veramente accaduto. E poi vabbè, anche la passione, la voglia di esserci nei momenti importanti, nei momenti storici della vita sociale, economica e politica della propria comunità. Non occorre che gli avvenimenti siano poi così importanti, anche quelli piccoli, anche quelli così forse più significanti fanno comunque parte della storia. Ecco, il giornalista forse secondo me è quello che ama la storia e ama raccontarla. Quali sono i problemi per un giornalista di oggi? Quali sono le difficoltà per un giornalista in questo momento? Beh, direi che sono aumentate notevolmente rispetto a qualche anno fa a causa della crisi e non solo a causa della crisi, ci sono anche dei fattori concomitanti, c'è anche l'avvento di internet per esempio e quindi il tramonto in parte per la carta stampata che si sta evolvendo e si sta andando sempre più verso una stampa specializzata e quindi la crisi coinvolge soprattutto i quotidiani. Solitamente chi vuole fare questo mestiere prende come esempio i grandi editorialisti, i grandi giornalisti che fanno politica, quindi tenderebbero tutti a pensare di finire in un quotidiano. Invece sono proprio i quotidiani quelli che hanno vissuto maggiormente la crisi in questi anni, legata poi al fatto, in particolare nel 2012, ad un crollo delle vendite pubblicitarie e quindi e poi anche ad una riduzione della vendita delle copie, ma questo appunto questo fenomeno è legato proprio a un fatto contingente della crisi di questi giorni. E c'è però internet che offre molti spazi e la rete, diciamo, in questo momento sta facendo nascere nuove figure professionali complete, il giornalista che realizza il servizio, realizza l'intervista e la inserisce in rete. Però si tratta comunque sempre di lavori così non pagati molto bene, quindi per il giornalista sicuramente questo è un periodo in salita, un po' forse anche per tutti i lavori. Allora, quali sono i progetti per il futuro? Prossimi impegni, quali progetti per
TG di Televenezia. Insomma, anche noi puntiamo molto sulla rete, quindi abbiamo il nostro sito internet, siamo su Twitter, abbiamo la nostra pagina dedicata al Televenezia, dove c'è il notiziario, ma ci sono anche altri programmi che vengono mandati in onda nella nostra rete, e puntiamo molto a far partecipare i nostri teleascoltatori, facendoci segnalare tutti i loro problemi o comunque i disagi o comunque anche avvenimenti che secondo loro meritano di essere considerati, e se lo fanno poi cerchiamo anche di inserirli nel nostro TG. Questi sono i programmi, diciamo, per il 2013, quindi mandateci immagini, segnalateci problemi, diteci il vostro nome, che sarete protagonisti dei nostri canali. Per oggi è tutto, la parola a Leo. Allora, vi avevo chiesto cosa voleva dire patocco in veneziano. Patocco vuol dire evidente. Ciao ciao! Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Puntuali, che non sia storia del sovrintento. Questa è la storia del sovrintento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accampa o gusto che ti adiga.